Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien est au rendez-vous pour vous la patrouille de France 2013. Ed ecco voi signore e signori la pattuglia di France 2013. Avete visto la trasformazione, la freccia? Ed i colori nazionali della Francia, il bianco, il rosso e il blu. Nuova trasformazione all'interno di gregari esterni. Et dégauchir, cela veut dire ramener la patrouille les ailes à plat. Voilà, la patrouille se replace maintenant sur la perpendiculaire, au centre, face à vous, par une oreille à gauche en formation diamant. Adesso la formazione si posiziona di fronte a voi per un'orecchia a posizione diamante. Sarà al centro, la vedete che stanno virando, saranno al centro della display line proprio di fronte a noi. Et pour débuter cette série 2013, eh bien, observez bien de quelle manière les extérieurs vont passer en formation canard avant de partir en boucle pour réaliser un TGTD, tourne gauche, tourne droite, qu'ils ont baptisé en changement de formation barrique canard. Ed ecco voi che poi vedete la trasformazione degli esterni nella trasformazione della Grand Canard. Eccoli in rotazione di fronte a voi, li vedete salire. Vedete come sono perfettamente allineati. Ed ecco questa mezza foglia. Et à destra. Appréciez la fluidité dans ce premier enchaînement qui se conclut maintenant par un magnifique passage public tricolore en formation canard. Apprezzate questa magnifica manovra che poi voi apprezzerete in questo passaggio di formazione canard di fronte a voi. Vedete questa Schneider, un'inclinazione con angolo costante di 70 gradi. Sous losange que la patrouille va partir en trèfle à droite suivie d'une remontée boucle au cours de laquelle le charognard va se glisser entre les solos à l'intérieur du losange pour reprendre sa place au centre du diamant. Ed ecco che in questa manovra poi vedete la trasformazione del fanalino che si accoderà assieme al solista e vedete la rotazione di fronte a noi. Attenzione alle trasformazioni. Ed ecco con i fumi colorati la trasformazione è avvenuta. Lo vedete lo charognard tra i due solisti. Prendre du trim, cela veut dire diminuer l'action sur le manche avant de reprendre celle-ci pour partir en boucle. Ed eccoli a riunirsi per il prossimo looping. Et voilà le charognard qui reprend sa place à côté des intérieurs qui ont comme lui intégré la patrouille de France cette année. E adesso avete visto la trasformazione del fanalino che ha lasciato la posizione tra i due solisti entrando all'interno della formazione. Et à droite du leader, au poste d'intérieur droit, c'est le capitaine Olivier Blantailleur à tous 2, 2700 heures de vol et pilote de Mirage 2000-5. A fianco del leader a destra il capitano Olivier, 2700 ore di volo. Son symétrique au poste d'intérieur gauche, était lui aussi pilote de défense aérienne sur Mirage 2000-5, c'est le capitaine Hervé Aubert, Atos 3, 2700 heures de vol, aujourd'hui remplacé par Atos 9, le remplaçant. Il capitano Hervé Aubert lo posi nel wingman con 2700 ore di volo anche lui sul Mirage. Et sur notre gauche, la patrouille de maintenant partir en boucle oblique avec deux nouveaux changements de formation. Observez-le en particulier la dextérité des solos lors du passage en grande flèche. Avete visto la trasformazione dei due solisti ponendosi all'esterno, li vedete alla posizione esterna, più esterna dei gregari. Con il passaggio di Schneider di fronte a noi. Et la série 2013 est très rythmée, les voici déjà en flèche. Ed ecco li vedete, erano già trasformato a freccia. Vous pouvez applaudir, mesdames et messieurs. Avete visto come la charognard, il numero 4, è entrato all'interno della formazione consentendo poi. Appréciez cette véritable prouesse que de réaliser ce tonneau barriqué à 8 avions en formation Ed ecco questo croisillon. tornò a botte nella formazione cosiddetta a croisillon a cancelletto. Les tonneaux simultanés. On parle dans notre jargon de formation moyen relax où chaque pilote va ainsi réaliser un tour sur lui-même aux ordres du leader. Magnifica figura dove vedete la rotazione simultanea di tutti i velivoli. Eccola qua. Torno per tutta la formazione. Una velocità relativa di 1200 km.
personale. le 60. Vedete ora la figura che simbolizza l'anno, il compimento del 60° anno di Patrouille de France, l'avete vista di fronte a voi. Avec un croisement à plat. E vedete i due solisti, alla loro maniera ricordano i 60 anni. Ci sarà un incrocio. Et appréciez la technique et l'élégance de cette lente et majestueuse figure. Guardate l'eleganza e la bellezza di questa maestosa figura. È sempre stato uno dei biglietti da visita di Patrouille de France. Une double volute où les pilotes suivent la trajectoire du leader à moins d'une seconde d'intervalle seulement. E questa è una figura dove i piloti seguono la traiettoria a meno di un secondo dall'apertura del primo veicolo. Vedete la rotazione perfetta, le distanze. Bravo pour cette double volute et maintenant les solos reviennent à gauche pour vous présenter eh bien, le King Twist. La figura del twist dove vedrete rotazioni dell'uno dell'altro con l'inserimento a specchio, li vedete tra poco, eccoli qua. Ed ecco i solisti. Les nouveaux rassemblés se présentent sur votre gauche, sur les extérieurs. Les solos sont de retour pour exécuter cette figure empruntée à nos amis britanniques, le corkscrew. Il corkscrew non è altro che il cavatappi, una figura nata pensata Nel programma 2013 di fronte a lui che è stata chiamata Ziggy. Eccoli qui. Ces concepteurs Zippo et Waggy ont baptisé cette nouvelle figure la Ziggy. I piloti che l'hanno concepita sono Zippo e Waggy e da qui l'hanno battezzata Zippy. Attention à vos appareils photo, c'est parti maintenant. Ecco, apparecchi fotografici pronti. A destra della prima box del passaggio a colonna. Ce vol est peut-être digne d'un vol d'oiseau majestueux en file indienne. Sono il passaggio in fila indiana a questa figura maestosa. Io ho visto nel diretto la sua che ha dato un'altra di quella cacca olandese. Et après le passage colonne, eh bien, les solos reviennent. Con differenti angolazioni, eccoli di fronte a noi, come se scendessero da una pista di sci. Informazione che presenterà la figura Sheriff 2013, a destra, sinistra, il piatto rovesci. È una figura che ricorda ed onora il comandante Philippe Leroy, che è stato uno dei piloti di Patrouille de France per lungo tempo. Un saluto a tutto il pubblico. Questa stella magnifica. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Nous vous remercions d'être venus aujourd'hui pour admirer